Buongiorno e benvenuti alla prima parte della rassegna stampa di oggi, mercoledì 11 marzo. Partiamo dunque dando un'occhiata ai quotidiani nazionali dedicati nelle pagine di apertura agli scenari di guerra che arrivano dal Medio Oriente, cercando di capire la realtà di fatto e la propaganda come avviene un po' in tutte le guerre. Intanto partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, navi, petrolio, la sfida è su Hormuz, c'è il Golfo controllato dall'Iran da cui passa gran parte delle rotte dei traffici commerciali. Il caso della scorta ad un carico di greggio in questo stretto. La Casa Bianca smentisce il suo ministro che aveva parlato di una scorta. L'Iran parla di bugie. Contatti Meloni, Merz e Starmer per garantire i traffici. E poi qua in taglio basso vediamo invece la strage sull'autobus, 6 morti in Svizzera, ma la vedremo meglio più avanti. Repubblica, anche qua piano per difendere Hormuz, dagli 007 allarme mine nello stretto. La minaccia di Trump, Teheran le rimuova tutte o ci saranno conseguenze mai viste. L'Europa prepara missione navale di scorta alle petroliere bloccate, ma su questo c'è una frenata da parte della Meloni. La Stampa ha un'apertura diversa perché ha intervistato il leader di Confindustria Orsini che chiede aiuti come ai tempi delle Covid, stop a patto stabilità UE e quindi la possibilità di sforare, di fare insomma più debito, e chiede subito misure per l'energia. Ma andiamo nel dettaglio, vediamo questo scambio di accuse, oltre che naturalmente di missili e di bombe tra l'Iran e Stati Uniti e Israele dall'altra. Netanyahu e il Pentagono dicono spezzeremo l'Iran, Teheran replica attenti a voi, il premier israeliano chiama gli iraniani alla rivolta, a questa dittatura, a questo regime degli Ayatollah. Exet annuncia ora i raid più duri, feriti 140 soldati USA, dal canto loro gli Ayatollah promettono vendetta e attaccano nel Golfo. Appunto è una guerra non soltanto di missili, condotta con le missili e con i droni, ma anche una guerra economica, perché l'arma nelle mani di Teheran è proprio lo stretto di Hormuz, da cui passa gran parte del traffico commerciale, che sarebbe stato minato. Dunque allarme mine, l'Europa prepara la scorta militare navale. Ecco, qua vediamo questa sorta di collo di bottiglia che è lo stretto di Hormuz, da cui appunto passano queste traffiche, queste rotte commerciali. E c'è un precedente italiano, ricorda Repubblica, alla metà degli anni '80, all'apice dello scontro, un altro scontro USA-Iran, Teheran inizia a prendere di mira le petroliere. Gli USA chiedono all'Italia di partecipare alle operazioni di supporto alle petroliere, il premier Amintore Fanfani, il ministro degli esteri, negano il sostegno, subendo critiche da Craxi e da Spadolini. E questo era solo per ricordare un precedente. Appunto dagli Stati Uniti poi sono fuoriuscite queste voci di scorte alle navi, in particolare alle petroliere, ma la Casa Bianca ha sconfessato il segretario dell'energia che aveva annunciato il transito di una nave che, pensate, sono tutte ferme ai margini di questo collo di bottiglia. I Pasdaran, cioè gli intransigenti iraniani, avrebbero piazzato dozzine di ordigni e lanceremo anche droni contro le petroliere. E questo è il braccio di ferro che sta succedendo. Dicevamo, Meloni frena da questa richiesta di scortare le navi petroliere per tentare di attraversare lo stretto, frena e chiede prima una de-escalation, cioè si abbassi insomma la tensione, cautela sull'invio delle nostre fregate, sponda con Merz e Kohl con i partner dell'Unione Europea. La Premier chiede intanto lo stop alla tassazione sul carbonio. E questa è un'analisi che leggiamo sulla Stampa. La lunga guerra, anche se Trump dice che sta per finire, gli analisti giudicano eccessivo il trionfalismo americano e a uso interno. La strategia di Teheran punta a dosare i missili per far durare di più l'arsenale e tenere sotto pressione l'Occidente con l'attacco all'economia. Come dicevamo all'inizio, come tutte le guerre, anche questa dell'Iran è drogata da dosi massicce di propaganda.
Gli analisti ritengono però, quasi tutti, che il trionfalismo di Donald Trump sia eccessivo e ad uso interno. Più solido il ragionamento israeliano, che ben conosce la realtà del regime iraniano e non si illude su soluzioni alla venezuelana, ovvero la deportazione del presidente Maduro. In sintesi, e sostengono gran parte degli analisti, sarà una guerra non breve, perché Teheran si è preparata meticolosamente a questa guerra, ben sapendo che non avrebbe mai potuto rispondere allo strapotere di fuoco degli americani, ma conoscendone anche il punto debole dell'Occidente e dei suoi alleati, ovvero l'economia. Intanto c'è poi un conteggio di guerra e di sangue, 1270, si parla anche di 2000 i morti in Iran dall'inizio degli attacchi di Stati Uniti e Israele, dall'altra 140 soldati americani feriti nel conflitto in Iran, secondo quanto riferisce il Pentagono, e solo 4 salme rientrate in casa. E dicevamo, è anche una guerra che è fatta, questa propaganda, ad uso interno. Perché? Perché fra qualche mese Trump affronterà le elezioni di mid-term, quelle cioè di metà mandato, e c'è il timore che subisca un grosso flop. Grande paura per le mid-term, la spinta per una exit strategy, ovvero un modo per uscire da questa guerra. Trump è sorpreso dalla resistenza di Teheran e spaventato dalla impopolarità per il caro benzina. Mentre il ministro della guerra diceva abbiamo appena iniziato a combattere, Donald Trump sorprendeva tutti con un tono molto diverso, dicendo abbiamo già raggiunto gran parte degli obiettivi. Trump cambia rotta, dicevamo, intanto perché è sorpreso dalla mancata resa di Teheran, furioso con Netanyahu che contribuisce a far salire i prezzi del petrolio bombardando 30 depositi iraniani di greggio, e poi incalzato dai suoi consiglieri che gli mettono di continuo sotto gli occhi i sondaggi sulla impopolarità della guerra, mentre cresce a dismisura il timore di una sconfitta appunto alle elezioni di metà mandato. Torniamo in Italia, invece le conseguenze della guerra, Meloni in aula, il governo prende tempo, niente taglio alle accise, striglia ai ministri, coordiniamo la comunicazione. Cambiamo argomento, andiamo in Svizzera che ci riserva un'altra strage, un'altra tragedia. Brucia un bus in Svizzera, 6 morti, un passeggero si è dato fuoco, il rogo nel canton Friburgo, 5 feriti, il panico è della gente per strada. Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno indotto questa persona a darsi fuoco. E poi c'è la vicenda della famiglia nel bosco. Sapete che il giudice ha ordinato alla mamma di essere allontanata dalla casa famiglia che accoglie 3 bambini. L'appello del papà, rimasto sempre fuori da questa comunità: voglio i bambini a casa, basta proteste. Nathan, che è appunto il papà, dice trasferirli in un'altra struttura, meglio che siano qui. Catherine nel casolare prega con una suora, e pare ci sia anche una sorta di freddezza fra i due coniugi che hanno visioni un po' diverse, perché il papà si è un po' ammorbidito, mentre piovono le minacce e l'odio social sulla giudice che è intervenuta su questa vicenda. Scorta rafforzata, dopo le minacce il Viminale innalza la vigilanza alla Presidente del Tribunale dei minori e il padre chiede basta sorprese. Andiamo avanti, e la vicenda che ha scaturita dall'intervista di Bartolozzi, capo gabinetto del ministro Nordio, proprio in una nostra trasmissione Al Punto di Luca Ciliberti, una dichiarazioni che hanno scatenato una valanga di polemiche, mettendola al centro di una bufera. Aveva detto questa frase: i magistrati sono come un plotone di esecuzione. Bartolozzi è assediata, Bartolozzi tra l'altro è siciliana, ma non cede, il ministro Nordio la blinda, resta annunciando le sue scuse che però di fatto non ci sono, anzi rilancia e spiega diciamo il contesto della frase: parlavo degli effetti su chi è innocente. Le opposizioni chiedono che riferisca in aula. Andiamo avanti, c'è la vicenda che poi
analizzeremo ancora meglio nelle pagine dei quotidiani regionali, ma che è riportata con grande evidenza anche in quelli nazionali, ovvero questo intreccio, nuovo intreccio tra mafia e politica che ha portato all'arresto di un dirigente della regione, ma anche all'indagine su un manager, un importante manager della regione che è Iacolino. Per i PM il manager Iacolino era a totale disposizione del boss Vetro. E qua vediamo appunto alcuni fotogrammi dello scambio di mazzette. Poi c'è invece l'iniziativa della Presidente della Commissione Antimafia Nazionale, Chiara Colosimo, che ha chiesto di togliere attraverso un protocollo da TikTok anche i messaggi fra mafiosi. 9 post su 10 sono stati rimossi, e questo ha preso lo spunto dal caso di Nitto Santapaola, che veniva omaggiato per la morte come re di Catania. C'è stato un accordo con TikTok che, sia pure in fase di avvio, ha già portato ad intercettare anche potenziali reati e a bloccarli. Quali sono i primi risultati? Lei dice: abbiamo già fatto 70 segnalazioni di post che inneggiano a capi mafia, mentre invece Meta, e quindi Facebook, dice lei, non collabora. Freno della Ragioneria alle spese per il ponte sullo Stretto, cambia ancora il decreto infrastrutture, specificato il divieto di nuovi oneri, cioè il costo non può ulteriormente aumentare, ma è già più che raddoppiato. L'amministratore delegato Ciucci ribatte: comunque non erano previsti. E poi chiudiamo con la storia d'amore tra due sindaci gay. Non c'è niente di strano, se non che i sindaci sono entrambi di destra. Unione Civile, hanno annunciato l'unione civile per i primi cittadini di Pordenone e Carlino, che dicono: il mondo cambia, la sinistra è ferma al Pride, sui diritti e più avanti la destra, dice questa coppia che si accinge a sposarsi. E poi l'abbiamo già letta, la classifica dei miliardari del mondo, al primo posto, distanziando di gran lunga gli altri, c'è Musk con un tesoro di 839 miliardi che è il più ricco di tutti i tempi, vale a dire che è la cifra più alta mai registrata nel ranking. Per trovare un italiano dobbiamo scendere al 22° posto con il fondatore di Tete, Giancarlo De Vasini. Al secondo posto se lo contengono Andrea Pignataro, fondatore di Ion, con un patrimonio di soli, si fa per dire, 42 miliardi, e Giovanni Ferrero, erede dell'omonimo impero dolciario. C'è da notare che in questa classifica non solo dà i nomi dei fortunati, ma anche fotografa un altro record, ovvero l'aumento dei super ricchi. Ce ne sono 400 in più rispetto all'anno scorso. Nelle loro mani un patrimonio complessivo di oltre 20.000 miliardi di dollari. Ci fermiamo qua su queste cifre, c'è una pausa e poi torniamo per dare un'occhiata all'informazione regionale. Bentrovati alla seconda parte della rassegna stampa di oggi, mercoledì 11 marzo, la parte dedicata all'informazione regionale, giornata che purtroppo si è aperta con la notizia di un nuovo femminicidio. Lo vediamo sulla Sicilia Web, vedete, lei era Daniela Zinnanti, una donna di 50 anni di Messina che è stata uccisa con decine di coltellate la notte scorsa, fermato l'ex compagno. È successo nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La polizia ha fermato l'assassino, un 67enne, Santino Bonfiglio, ex compagno della vittima, che avrebbe confessato ed è stato portato in carcere. Tra l'altro Bonfiglio era libero da qualche settimana dopo essere stato ai domiciliari per reati contro la persona. Secondo le prime indagini l'uomo sarebbe andato a trovare la ex, come spesso capita, per parlare, forse per chiederle di tornare insieme, ma è stato respinto. L'indagato avrebbe quindi preso il coltello, colpendo la donna decine di volte. A scoprire l'omicidio è stata la figlia della vittima, che vedendo il cadavere ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale, una ragazza di 20 anni. Gli agenti della squadra mobile hanno trovato l'arma del delitto e un coltello recuperato vicino a un cassonetto non lontano dall'abitazione della vittima. Dalle prime indagini pare che circa un mese fa l'uomo, Santino Bonfiglio, avesse picchiato la
donna che era stata in ospedale, aveva presentato una denuncia, poi l'aveva ritirata e appunto lui aveva avuto il braccialetto elettronico, ma pare che poi l'avesse tolto ed era libero. E poi troviamo ancora qui una vicenda che riguarda il ponte. Salvini si arrende: per il ponte non do più scadenze, perché queste scadenze subivano continue proroghe. Questa rassegnazione arriva dopo la precisazione della Ragioneria Generale, che dice che il progetto deve ripartire senza costi aggiuntivi per lo Stato. L'abbiamo visto anche sul Nazionale. E poi una curiosità: è lui o non è lui? Sul web circola questa foto che sembrerebbe smascherare Tony Pitoni, il personaggio più ricercato, più trasgressivo del Festival di Sanremo. Un utente di X l'ha pubblicata, subito diventata virale. Sarebbe il vero volto di Tony Pitoni, qualcuno dice somiglia a Salvini, e questo invece come è apparso sul palco del Sanremo e in tutte le dietro le quinte, con questa maschera di Elvis che non si è mai tolta, per cui è stato veramente un mistero. Ma andiamo adesso a vedere i giornali regionali. Partiamo dalla Gazzetta del Sud, che appunto, essendo di Messina, è stata la prima a riportare la notizia del femminicidio. Lo ritroviamo in prima pagina: il delitto avvenuto nel quartiere Lombardo. Lei appunto era Daniela Zinnanti e questa è la casa in cui abitava. L'assassino ha infierito sul suo corpo con più coltellate. E poi la Sicilia, il quotidiano di Catania, naturalmente in apertura la bufera alla regione dopo il nuovo scandalo, la nuova inchiesta che vede indagato per mafia il super manager Iacolino. 90.000 euro sequestrati in casa nella sua cassaforte, appalti e mazzette, arrestati il dirigente Teresi e il boss Vetro, che entrambi in pratica favorivano. Nelle carte ci sono altri nomi eccellenti. Stessa apertura per il Giornale di Sicilia, quotidiano di Palermo: sanità e mafia, il grande intreccio, concorso esterno e corruzione, le accuse per il plenipotenziario Salvatore Iacolino. Nel mirino rapporti col boss di Favara, Carmelo Vetro, arrestato insieme al dirigente regionale Giancarlo Teresi. Andiamo a vedere poi Repubblica Palermo: sanità, il manager vedeva il boss. L'inchiesta di Palermo: secondo i magistrati Iacolino era a disposizione del mafioso Vetro. Naturalmente è una bufera che investe vertici della giunta. MPA e Fratelli d'Italia, quindi pezzi di maggioranza, prendono le distanze dal governatore. Opposizione all'attacco, si dimetta subito, e proprio in questi minuti stanno chiedendo in una conferenza stampa le dimissioni. Chi era Iacolino? Non era soltanto il direttore del Policlinico, ora dimesso e ancora prima sospeso, non era soltanto un manager, ma per 25 anni è stato uno degli uomini più potenti della sanità siciliana, non solo perché ha guidato l'ASP di Palermo, ha gestito la pianificazione strategica dell'assessorato alla salute, che gestiva risorse per 10 miliardi di euro l'anno. Sotto l'ala del suo padrino politico Angelino Alfano è stato eletto al Parlamento europeo, e poi è arrivata la nomina, durata pochi giorni, a direttore generale del Policlinico di Messina. E questo è tutto il suo ritratto. Abbiamo detto della bufera anche politica che investe Schifani. Fratelli d'Italia e MPA lo attaccano, la giunta avvia la revoca della nomina, ma lui intanto si dimette. C'è l'imbarazzo anche di una parte di Forza Italia. Che cosa dicono le carte? Che il manager era a disposizione del mafioso scarcerato, fece parlare il pregiudicato addirittura con la vicepresidente dell'antimafia Bernadette Grass. A casa sua sono stati sequestrati 90.000 euro in contanti. In pratica faceva pressioni fra le varie accuse per accreditare una società di riabilitazione. Attraverso il canale Iacolino l'imprenditore boss stava cercando di fare revocare l'accreditamento ad una società concorrente. Per fare questo progetto il super burocrate avrebbe fatto anche pressioni al direttore generale amministrativo di Messina. Questo racconta l'inchiesta.
Naturalmente è solo uno dei passaggi, le intercettazioni hanno raccontato davvero tanto. Vetro diceva di avere finanziato la campagna elettorale di Iacolino. Iacolino avrebbe messo a disposizione di Vetro l'influenza, la rete di relazione e i poteri derivanti dalla sua posizione all'interno appunto dei vari assessorati, quindi un manager influente. E poi veniamo al grido di allarme della Coldiretti, che ieri è scesa in piazza con il suo presidente, ma c'è stato anche il ministro Lollobrigida, per mettere in evidenza i problemi del settore, dal caro carburante ai 100 milioni di perdite nei vivai. Perché cosa succede? È stato presentato un esposto alla Procura di Palermo per denunciare le speculazioni sui prezzi dei carburanti, in particolare sul gasolio agricolo, mentre nei porti siciliani rimangono bloccati 1000 container di fiori destinati a quelle zone, Dubai, Arabia Saudita e Kuwait, con il rischio di una perdita del fatturato del settore vivaistico di almeno 100 milioni di euro. Insomma, la guerra in Medio Oriente irrompe prepotente all'assemblea di Coldiretti, che ieri ha riunito a Palermo oltre 3.000 soci. Parla anche Mario Faro, che ha un grosso vivaio a Catania. Molte aziende avevano già programmato le spedizioni e preparato le forniture per i mercati del Golfo. Il blocco rischia appunto di provocare enormi perdite nel fatturato. E questo è l'allarme che abbiamo rilanciato anche ieri. E poi andiamo a Niscemi, perché è arrivata la relazione del gruppo di docenti dell'Università di Firenze, che purtroppo hanno certificato che la frana è ancora viva, non solo, ma che sarà per il momento difficile stabilizzare lo smottamento. E ieri si è parlato anche dello smottamento che ha interessato il territorio attorno al MUOS, il sistema di comunicazioni satellitari militari statunitensi, che si trova in contrada Ulmo. Siamo sempre in zona Niscemi. La scarpata principale che borda il paese è suscettibile di un'evoluzione che potrebbe coinvolgere ulteriori edifici posti in prossimità, mentre invece, e questa è la buona notizia, il centro del paese presenta condizioni di sostanziale stabilità, ovviamente molto al di là della fascia dei 100 metri, la cosiddetta zona rossa, che rimane interdetta. Ma restando in tema, sempre per ripartire e per andare avanti, si riparte dalla sagra del carciofo, che era un simbolo, una bandiera di questo paese. Il municipio non si ferma e ieri il sindaco ha convocato il comitato per dare sfogo alla 3 giorni e speriamo che la vista sulla frana non diventi la nuova attrazione di questa passeggiata. Ma poi c'è l'altra emergenza che ha riguardato Ragalna, colpita la settimana scorsa da una forte scossa di terremoto, e deliberato lo stato di crisi, nominato il commissario, subito i primi interventi per avere fondi e risorse per Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia. Ieri pomeriggio c'è stata la visita di Monsignor Renna. Siete un popolo resilienti, ha detto l'arcivescovo. Torniamo a Palermo perché, come sapete, a Mondello è stata revocata la concessione, diciamo secolare, perché andava avanti da oltre un secolo, alla società Italo-Belga, e tra poco partiranno i bandi per suddividere la spiaggia e darla a nuovi appalti che fanno gola soprattutto agli imprenditori della Movida. Ma le spese, dicono, sono alte. Un lido costa 100.000 euro. Ancora cronaca, siamo a Catania, lo sequestrano un'intera notte per estorcergli denaro, arrestati. In manette 2 broker che dovevano fare ottenere un mutuo alla vittima, non ricevendo la provvigione di circa 8.000 euro, l'hanno sequestrato per un'intera notte. E l'hanno naturalmente anche minacciato, l'hanno picchiato e, sempre sotto la minaccia delle armi, l'hanno costretto a salire a bordo di un'auto, a portarsi in un bed and breakfast a San Cristoforo, qui privato del cellulare, tenuto sequestrato per l'intera notte sotto sorveglianza fino alle 8, quando lo hanno condotto in un'altra agenzia per far chiedere
altri 15.000 euro, di cui 8.000 destinati proprio a saldare il debito estorsivo nei loro confronti, ma la vittima ha denunciato e sono stati arrestati. A San Cristoforo c'è ancora la casa di Nitto Santapaola, il boss catanese morto qualche giorno fa. Il quartiere è stato il primo a scoprire la ferocia e qui resiste un palazzetto di famiglia su cui non c'è stato provvedimento, a dire il vero, abbastanza malandato. Abbiamo aperto questa parte con la notizia del nuovo femminicidio di Messina. Ieri, grazie a Dio, il femminicidio è stato solo ipotizzato perché un tunisino aveva picchiato la convivente riducendola senza sensi, poi ha chiamato la polizia dicendo che l'aveva ammazzata, ma i poliziotti intervenuti l'hanno trovata appunto senza sensi, priva di sensi, ma fortunatamente viva, anche se in gravissime condizioni. Ha avuto infatti una prognosi di 45 giorni. Andiamo adesso a Caltanissetta, una notizia curiosa. È morto Arnold. Arnold è l'ex randaggio che era diventato il primo cane di quartiere. Poi ci sono stati molti quartieri che hanno seguito questo esempio, ma lui, questo randaggino, era stato ufficialmente riconosciuto dal comune a Caltagirone, stazionava abitualmente ed era considerato quasi un residente della zona, viveva pacificamente e qui ha concluso la sua esistenza, è morto nei giorni scorsi. Concludiamo con le pubblicità d'epoca perché come sapete sono tornati un po' di moda gli spot della nostalgia dopo Sanremo e così ricordiamo dopo la telefonata che allunga la vita si scatena l'Amarcord siciliano da TV locale e qui vediamo il grande Pino Caruso. Ci fermiamo qui, questa rassegna stampa si ferma, grazie per averci seguito e a tutti una buona giornata.